Ciao, benvenuto. Oggi siamo nelle Dolomiti, sul Lagazzuoi, più precisamente Passo Falzarego, e siamo partiti da circa 10 minuti e saliremo sul piccolo Lagazzuoi attraverso il sentiero dei Kaiserjäger. Poi dalla cima scenderemo attraverso la galleria italiana, Cengia Martini e poi di nuovo Passo Falzarego. Il sentiero dei Kaiserjäger il sentiero sarebbe dei cacciatori imperiali, era un gruppo speciale, chiamiamolo, della fanteria dell'esercito austro-ungarico. Lì c'è una marmotta, Nicla, là davanti, guardala, c'è una marmottina lì che corre e se ne frega di noi. Dicevo, sentiero dei cacciatori imperiali, gruppo speciale della fanteria austro-ungarica che venne spedita qui sulle Dolomiti per gestire il passo Valparola. Passo Valparola che a maggio del 15, allo scoppio della guerra, era stato già fortificato e poi viene fortificato maggiormente dagli austro-ungarici, che oltre al passo Valparola erano sul piccolo Lagazzuoi e sul Sas d'Estria qui davanti. Gli italiani invece avevano occupato Cortina con l'inizio della guerra e poi hanno puntato al Falzarego, però avevano già trovato le fortificazioni austro-ungariche, soprattutto i reticolati di filo spinato. Quindi gli italiani restano su Averau, Nuvolao, Cinque Torri, Col dei Boss, e poi dopo, con un'azione ardita, conquistarono la Cengia Martini, di cui però te ne parlo dopo quando scendiamo. Adesso facciamo questo sentiero austro-ungarico che serviva per rifornire le truppe che stavano sul piccolo Lagazzuoi. Il particolare della guerra che si è combattuta in queste zone è che è stata una guerra di mina, quindi sia austro-ungarici che italiani scavavano delle gallerie dentro il Lagazzuoi, poi ci piazzavano un buon quantitativo di esplosivo e facevano scoppiare tutto, sperando di sotterrare il nemico da una parte e dall'altra con le scariche di sassi. Abbiamo fatto il primo tratto del sentiero dei Kaiserjäger, siamo arrivati al tratto attrezzato. Dovrebbe esserci, no, c'è un ponte tibetano e poi un po' di cordino, qualche passaggio esposto, insomma roba divertente. Siamo saliti, diciamo, verso il passo Valparola, quindi in territorio che durante la guerra era austro-ungarico. Questo sentiero serviva per rifornire le truppe su in cima, sul piccolo Lagazzuoi, e i soldati che portavano sul materiale circa si portavano un 70 kg sulle spalle, che era il peso di materiale, cibo e attrezzatura che serviva a un soldato. Ogni giorno i soldati facevano la spola e utilizzavano questo sentiero perché erano al riparo dagli italiani. Di fronte a noi, qua, c'è il Sas d'Estria, anche questo era degli austro-ungarici, anche qui è tutto traforato, ci sono le gallerie. Là dietro poi si vede il Col di Lana con l'enorme nicchia dell'esplosione della mina. Sul Col di Lana c'è stato Peugeot, ha fatto un bel video, magari te lo lascio sotto in descrizione. Dietro, con tutta quella bella neve e un po' nelle nuvole, c'è la regina delle Dolomiti e la Marmolada.
sul Lagazuoi piccolo, ma c'è un vento pazzesco, fa freddo, quindi andiamo giù veloci verso il rifugio Lagazuoi e ci sentiamo dopo. Bene, siamo arrivati al vicolo Lagazuoi, poi siamo scesi al rifugio, abbiamo trovato un posto, abbiamo mangiato una zuppa calda visto il clima e adesso stiamo scendendo un attimo verso la via, diciamo, normale di rientro. Andiamo a vedere un paio di trincee che ci sono qui, trincee sempre austro-ungariche, e poi torniamo su, appena sotto la funivia, e prendiamo la galleria italiana per arrivare sulla Cengia Martini. Adesso entriamo in una trincea, andiamo a fare un po' di esplorazione. Qua c'è un feritoio, una mitragliatrice, vediamo se riesco a fartela vedere. C'è un po' di luce, non tanta. Questa è una postazione puntata probabilmente verso il Col dei Bosch, credo, o comunque insomma dalla parte, diciamo, verso Cortina. Si è aperta una feritoia proprio verso le tofane, questa qua davanti la tofana di Rozes e poi le altre due sono nella nebbia. Sono state fatte esplodere in totale 5 mine, 3 dagli austro-ungarici e 2 dagli italiani. Sostanzialmente non hanno portato a grosse modifiche nei due schieramenti, anzi dopo lo scoppio della terza o della seconda mina degli austro-ungarici è crollato una parete di roccia vicino alla Cengia Martini, per cui diciamo è stato peggio per gli austriaci, perché le postazioni sul Valparola erano più esposte e gli italiani erano più coperti, quindi non aveva avuto un buon effetto. Inoltre ci sono stati diversi morti per il contraccolpo dell'esplosione. Scusa il salto, ma c'era di nuovo molto vento e avevo paura che non si sentisse. Siamo ritornati fino alla stazione di arrivo della funivia e abbiamo intrapreso il sentiero che ci porterà alla galleria italiana. Questa galleria adesso ci porterà da appena sotto il Lagazuoi fino alla Cengia Martini. Cengia Martini, che è così chiamata dall'ufficiale di nome Martini che la conquistò. La Cengia era particolarmente protetta da tutti gli avamposti degli austro-ungarici, quindi era un posto strategico e pian pianino sulla Cengia sono stati portati diversi materiali e quindi erano state costruite le cucine, le baracche. Alcune baracche avevano addirittura la stufetta e l'illuminazione, che per quella volta era veramente un lusso. Praticamente gli italiani erano su questa Cengia e operavano azioni di disturbo contro gli austro-ungarici, per l'appunto verso il passo Valparola. Appena uno dei primi attacchi degli italiani fu abbastanza importante, perché riuscirono a bombardare la casermetta che c'è sul passo Valparola, creando molti problemi agli austro-ungarici, e difatti poi pian pianino iniziarono a pensare a come scacciare gli italiani da questa Cengia, e l'idea è stata appunto quella delle mine, perché cosa faceva? Lo scoppio della mina sgretolava gran parte della montagna e creava delle frane gigantesche che andavano a travolgere praticamente tutto. Bene, siamo sulla Cengia Martini, abbiamo finito la galleria dell'anticima, è stata bella lunga, siamo stati mezz'ora, 40 minuti, sempre dentro la montagna, ogni tanto si esce, ogni tanto c'è qualche
feritoia, però praticamente si cammina su questa lunghissima scalinata che permette di ridiscendere parecchio rispetto al punto di partenza. Adesso siamo sulla Cengia Martini, o comunque ci stiamo avvicinando, questo è il percorso di avvicinamento, dove c'erano gli italiani e hanno recuperato qualche baracca e qualche resto. Diciamo che questa è una deviazione rispetto all'itinerario, in quanto una volta arrivati dovremo tornare indietro perché più avanti non si va. Questo qui sotto è il passo Falzarego. Gli italiani erano protetti da questa parte, ovviamente qui da tutta la montagna, però su questa Cengia, e adesso si iniziano a vedere i baraccamenti, eccola là, potevano colpire le postazioni qui sotto del passo di Valparola. Allora, attraverso questo camminamento esterno siamo arrivati dove ci sono quelle feritoie. Lì c'è una galleria che ritorna all'altra galleria, e probabilmente quello era il percorso diciamo originale, quello che facevano i soldati, in quanto questa Cengia è esposta al Sas d'Estria, quindi lì, se i soldati fossero passati di lì, sarebbero stati colpiti. Poi quindi si usciva dove ci sono queste feritoie, i soldati camminavano sotto qui, entravano dentro, uscivano da quella porticina lì, e qua si arrivava al, diciamo, villaggio di Cengia Martini. Lì ci sono le cucine, poi c'è una mensa cucina, altri baraccamenti, e anche qui c'è una baracca costruita interamente dentro la roccia, diciamo con i muri esterni in legno. Poi il sentiero continua da quella parte e arriva probabilmente dove ci sono le feritoie con cui sparavano verso il passo Valparola. Anche qui ci sono altri sentieri. Noi adesso ormai diciamo non è che sia tardi, però riprendiamo la via del rientro, però ci sarebbe veramente un sacco da esplorare. Il percorso di Cengia Martini è molto bello, diciamo è una deviazione dall'anello diciamo originale, però vale veramente la pena. Magari non è per tutti, se il sentiero fino adesso non ha avuto particolari difficoltà, qui sulla Cengia Martini bisogna avere un po' di più esperienza, i camminamenti sono un po' esposti, il terreno è tutto ghiaioso, non c'è tanto spazio, insomma, quindi ecco, se fino adesso è stata una passeggiata per tutti, la deviazione qui a Cengia Martini magari va fatta solo per chi è un po' più esperto. Bene, abbiamo finito il giro, siamo quasi al passo, al Falzarego di nuovo. E il giro è ovviamente molto bello sia da un punto di vista scenografico e da un punto di vista storico, e permette di capire molto bene cioè immaginare molto bene come vivevano i soldati in un periodo in cui sì, c'era la guerra, ma alla fine forse era solo uno dei problemi che avevano questi ragazzi, perché oltre ai combattimenti poteva ucciderti una valanga, un fulmine, scariche di sassi, frane, valanghe, cioè era veramente un inferno. E oltre a tutte queste cause c'erano pure dei ragazzi come te, però di un'altra nazione, che se potevano ti piantavano una pallottola senza problemi. Il giro in sé non è nulla di complicato. Noi abbiamo fatto appunto questo anello salendo per il sentiero dei Kaiserjäger e poi scendendo per la galleria. Nulla vieta di fare il contrario o di fare solo un pezzo. La galleria noi l'abbiamo fatta in discesa, è parecchio lunga, e magari per i non amanti delle gallerie non è il massimo, perché è quasi 1 chilometro
di galleria ai gradoni molto alti e si sta molto sottoterra, siamo stati una mezz'ora, 40 minuti almeno. Sì. Quindi insomma sì, se a uno non piace tanto, magari soffre un po' anche di claustrofobia, non è proprio il massimo. Caschetto e torcia per fare la galleria, invece per il sentiero attrezzato Molto facile, l'imbragatura necessaria è solo dal punto di vista psicologico, in realtà il caschetto è fondamentale, il resto è anche non utilizzabile. Ci sentiamo di consigliare perché è piuttosto facile e nemmeno tanto esposta. Ecco, appunto l'imbrago magari se uno soffre di vertigini, perché se ci si blocca in un punto non si va più avanti e può essere un problema, però se no veramente è un sentiero attrezzato, il caschetto è più che sufficiente. Bene, spero che il video ti sia piaciuto, ti lascerò sotto in descrizione magari la traccia GPS che la metto su Strava, poi ti lascio anche i vari link qua per i giri della zona e il video di Peugeot sul Col di Lana. Quindi ti ringrazio, oddio, rifacciamo. Quindi ti ringrazio per avermi seguito e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto! Ciao.